Inizia il secondo tempo, siamo 6-1 e non 7-1 come comunicato dopo il time out. Nuova Scozzari immediatamente a inizio secondo tempo. Fatto più male, No, corre di più, quello è sicuro. Minchia, è venuto a inizio torneo. Non se leva mai a palla Rubiera. No, devo prendere il calcetto. Poi se la niente. No, dammela, non ti buttare di sopra. Compa, sei una tammia, capito? Comunque loro mi sentono per giocare in cima. Chi? L'Inter. Sul pitch rid. Su convertita, avete 40 anni. Dortmund non riesce a fare un tiro in porta con quello, con il portiere inesistente. Girgenti ha fatto gol Guglielmino tirando da centrocampo, una bomba. Ma naturalmente quella manco ha visto passare. Ora ti vedi appena si deve fare del campo. Quello che non parlo. Teoria è 9 euro l'uno. 9,18 invece 36. Ah, ieri ho fatto con lo Coco il torneo. Fanno 45 euro a squadra. Che cosa? La partita, il campo. Vai ma! Se ne c'è a guadagnare, ma Uciaghi. No, perché dice che mi pagano 45 euro il campo e 45 euro poi danno 15 euro all'arbitro e 30 euro si spettono io. 15 euro l'uno, capito? Un pittiere e lo tocco. Dice già abbiamo 6 squadre e 3 in forse. Mi fa tu il campo non so più di più, 40 euro. Dice se abbonate dove essere lontani, se no ti da casa. Se di chi cade, tanto il problema è che il campo è piccolo. 42, appena arriva una nuova gestione non si sa. Certo. Capace che devono 50. Io non lo faccio il prossimo torneo, facile. Prima vedi come, non lo so, ti puoi parlare con lui. Se non lo fai proprio, non lo fai qua. Guarda che vada di prendere, ti chiedono 50 euro per fare 40 euro a squadra. Occhio. Dai, oh! Faccio tutto campo! 40 euro veramente è ragionevole, ma 45. No, fai un gol! No, non ti esprimi. No, non mi esprimo. 45 euro a squadra significa che se sono 5, sono 9 euro l'uno. Ma fai? Immagini 9 euro. Campo a 5 è impensabile. Oh, ma io ne anticipo lui! Io ne anticipo! Chi? Stiamo scherzando. Io ne anticipo lei, Sento, ci sono io. Posso? Attento, stai qua. Un po' silenzio. Ehi! Quando cambiano passo? Ti ricordi? I Guagliardo.
No, scarsi. Sì. Anche tu lo sai come hai tirato. Quindi scozzari. E non lo vedo. Sto di qua non la lancia. Io da figli. Oh. Gioca dietro. Chiudilo. Guarda così. Dagliela. Come non guardarla così con quello si può muovere? Si è subito mano gol di Costanzo. Ecco. No, Viccio. Questa è là, Dani. Deve essere scarpa, vero? Sì. Ah. Bravo. Uomo. Ma chi sono questi ragazzi? Sono Giuseppe. Bravo, a Marco, Ah. Dammela. Non ho idea di sì. Vai, vieni. I figli di Giuseppe. Sì. Non può essere. Bravo. La piattone. Si sta rompendo un piede. Attenti quando si infila, attenta dove si infila. Dani, comunque Costanzo puntuale. Che tempo che ha. Vai là. Vieni. Scanto. Ed è solo. Dai, aspetta. Sì, Non ci credo. Attento dietro. Solo. Cambia. No. Vai, Giolo. è un italiano. Chi? Abbia. A chi? Allora ho detto mani. Sono. No. Ma guardate l'uomo, non il pallone. Allora ti riconosciamo. Non ti fare anticipare però. Non mollare. Vai Marco. Non tira. Ragazzi, è assurdo, il Dortmund ha giocato molto meglio tutto quel periodo senza portiere. Da quando c'ha il portiere non ha fatto più una partita a quei livelli. Bravo, va, dai. Vidro. Giochiamo, dai, giochiamo. Forza a parlare, scozzari. Ti saluta Costanzo, Fanno innanzitutto una domanda innanzitutto anche per sbaglio. Tu sai che me la richiedi tu? Non ho tempo. Ma in video. Diventi. Chi dopo? Vabbè, tu devi fare l'esterno. Tu sei l'Ecksteiner del quadrifoglio. A Samoa assomiglia. Sì. Spiccicato. Bisogna l'Ecksteiner come. Vero? Ti sembra tavola da surf fisicamente. Sì. Probabilmente l'altra volta metto Insigne titolare e non segna, Leto manco entra in campo Lei ti gioca tutto il secondo tempo. e non segna. Ragazzi, Quando ti metto tutti in panchina segnano tutti. Montolivo non segna.
Giusto così, è un gioco di bravura. Uno tiravo, dai. Apri. È un gioco di bravura, pura bravura. Sì, vabbè, Umberto se parli con lui io ho avuto culo, lui non ha avuto culo. Tutto il torneo, anche il fantacalcio in 20 partite ne ha persa una, culo non ne ha avuto. Ha fatto la squadra forte perché lui è intenditore. Ma che squadra ha poi lui? Chi c'ha come giocatore forte? Ah, Di forte che a me piacciono c'è solo Tevez, Cerci. cioè è primo, come si fa? Tevez e Cecchi, Giuseppe Rossi e Gomez. Gnuito. E chi do Balotelli e Di Natale è ultimo pure. Veramente donato il 4, E non c'ha solo Balotelli e Di Natale, ce n'è altri che manco mi ricordo. Mica a centrocampo c'ha Borcavalero. Gente forte, Anche se il Cavaliere non è che sia un goleador. No, uno che piglia sempre voti e appunto. E poi Mariassi. No, questo ventricello piaceva. Questo mi piace. Un bel time out per cambiare la batteria. Faccio l'angolo. Ci raccomando. Presenta pure un nuovo video, ce lo tocco. Castozzo. Lo devo cambiare ora. Devo andare a prendere? No, ce l'ho in tasca. Ok. Già ero preparato. Così non finisce la partita, vero? Potrebbe finire, però la campa, c'è un'interruzione alla campa, ce ne saranno interruzioni. Kuzmanovic. Tipo un gol. Ecco, schera. Stacchiamo un secondo.